Tu sei vaccinato? Sì, ho già fatto entrambe le dosi. Quindi hai il Green Pass? Sì, sì. Io ho fatto il vaccino da più di 15 giorni, quindi dovrei avercelo, no? Lunedì vaccino alle 4, prima dose. Quindi non l'hai fatto apposta perché è obbligatorio adesso per entrare in palestra? No, io l'ho prenotato ancora i primi di giugno. Il Green Pass obbligatorio per accedere a piscine e palestre potrebbe creare qualche problema ai giovani amanti dello sport. Tra i giovanissimi, infatti, sono ancora pochi quelli che hanno fatto o almeno prenotato il vaccino, come loro anche molti istruttori che nelle palestre lavorano. Il nuovo obbligo che blinda anche il mondo del fitness ha raccolto comunque parecchi consensi. Secondo te è corretto consentire l'accesso in palestra a chi ha il Green Pass? Io credo di sì. È giusto e anche è un incentivo per vaccinarsi di più. Comunque ritenevo fosse importante farselo già da prima, comunque ritengo che a questo punto è uno strumento indispensabile. Chi non è vaccinato, anche per scelta, invece preferisce proprio non commentare, ma il disappunto è evidente. Luca Lucchetta, titolare del centro Stile Libero di Preganziol, che insieme offre servizi di fitness ma anche piscina, spiega il sentimento comune della categoria. Ci mette un po' in difficoltà perché i tempi sono stretti e bisogna organizzarsi velocemente per controllare le carte in regola di tutte le persone, e ci mette anche in difficoltà perché ci fa fare il lavoro che probabilmente qualcuno doveva fare qualcun altro, cioè rendere praticamente un po' più obbligatorio il vaccino e ci espone quindi a discussioni con le persone. La maggior parte degli adulti ha il Green Pass e alcuni sono indecisi su cosa fare. Il problema grosso è sui giovani, i bambini dai 12 anni in su fino ai 18, c'è una grossa percentuale che non ha ancora pensato cosa fare con il vaccino.